Chuck si gira, scrivere la sceneggiatura, scegliere la location, fare le riprese, preparare gli attori, curare il montaggio. Il Teatro Cinema Busan di Mogliano dà ai 24 ragazzi che si sono iscritti al laboratorio la possibilità di ideare un cortometraggio dall'inizio alla fine, dai testi alla proiezione, e di essere sceneggiatori, attori e registi, insomma la possibilità di aprire una finestra sul mondo del cinema. Capire come si fa un film, quindi partendo dalla scrittura proprio del testo, della sceneggiatura, per arrivare fino al prodotto finito, e quindi recitare, ma è anche appunto seguire tutte le fasi della ripresa, della fotografia, del montaggio. Nel corto, che sarà intitolato Shakespeare Movie, ancora un bacio o muoio, i ragazzi si raccontano con le parole di Romeo e Giulietta. Il tema è dunque quello dell'adolescenza nelle sue 1000 sfaccettature: amore, passione, odio, il rapporto con amici e genitori. In questa prima fase via libera alla scrittura dei testi. Nel cuore della notte non passa nessuno, e anche se fosse per scambiare con te parole d'amore, farei creare una coda lunga fino alla vasta riva lavata del mare. E imparare a scrivere soltanto mettendo quello che si vede, quindi azioni e dialoghi, dare lo stesso uno spessore al personaggio, ma diventa una scrittura molto più asciutta. Il regista Marco Zuin all'inizio del corso ha fatto una domanda chiara agli allievi: volete stare davanti o dietro alla macchina da presa? È stata una sorpresa vedere che non tutti vogliono fare gli attori, ma vogliono anche scoprire come viene costruito un film, un cortometraggio, una storia cui sono abituati di vedere al cinema, anche capire come funziona dietro. Completata la sceneggiatura, i ragazzi passeranno alle riprese in esterno e al montaggio dal 12 al 25 luglio sotto la guida dei docenti, tutti affermati professionisti. È un modo completamente nuovo di scrivere per me, bisogna abituarsi, bello però. Più bello stare davanti o dietro alla telecamera? Io ho sempre pensato davanti, però magari anche dietro dà molte soddisfazioni.